Nella puntata di questo pomeriggio di Trieste in diretta, assieme al dottor Giorgio Sarcletti, abbiamo iniziato ad affrontare la questione antivirus. Vi riproponiamo, in sede di approfondimento, una parte di quell'intervista. È un virus nuovo? Non è un virus nuovo. Per conoscerlo dobbiamo andare un po' indietro negli anni, alla guerra di Crimea. Guerra del 150 anni fa, quando più o meno sono. 50-53, 950-53, 3.000 soldati americani si ammalarono gravemente, 3.000, di una malattia ignota, con cefalea, con emorragie, con sindrome da insufficienza renale acuta, che chiamarono febbre emorragica coreana, non sapendo cos'era. Soltanto molti anni dopo, nel 1976, è stato isolato il virus, che è stato chiamato antivirus. Lo sa perché? Perché? Perché il fiume che divide le due Coree si chiama Antan, e quindi, essendo stata la prima epidemia insomma, la prima manifestazione così intensa anche come numero di vittime, hanno chiamato col nome di quel fiume. C'è un film, per un amante dei film come Bosazzi, del 1998. Spesso i film cosa fanno? Preconizzano o mostrano degli avvenimenti che poi avverranno nel futuro, di una nave, l'Orion Star, una nave passeggeri, in cui si sviluppa un'infezione virale grave. Come spesso sono i film americani, c'è chi salva la vita a tutti, c'è una scienziata a bordo con la figlia che viene incaricata direttamente dal Presidente degli Stati Uniti di prendersi cura di trovare l'antidoto a questa infezione, e lei poi lo trova, e quindi un gran successo. Come si chiama il film? Si chiama La crociera della paura. Ah, no, La crociera della paura. Io mi ricordo, sempre si parlava in quel caso di peste polmonare in un film che si chiamava Cassandra Crossing. Lì era un treno. Come non Lì treno? era su un treno che veniva poi dirottato per il ponte di Cassandra, e la CIA aveva piazzato delle cariche di tritolo per farlo saltare, eccetera. Vabbè. Torneremo su come l'hanno preso questo virus, perché c'è una modalità proprio molto precisa. Cosa sono questi antivirus? Sono una famiglia di virus a RNA messaggero, provvisti di un involucro proteico che si chiama capside, con un filamento di RNA singolo all'interno in 3 segmenti. Il capside è una specie di chiave che permette non solo protegge il filamento di RNA, che è fragile, ma permette di entrare nelle serrature delle cellule, liberare all'interno questo filamento di RNA messaggero, che senza bisogno di interferire col nucleo della cellula si prende possesso di tutte le fabbriche e i distributori di proteine e di altre sostanze che la cellula ha come dotazione endogena, e fabbrica altri virus, altri mRNA analoghi a quello che è penetrato nella cellula. E le cellule all'interno non hanno mezzi di difesa, non hanno guardiani che impediscano questa moltiplicazione e replicazione del virus. Se ne conoscono 23 specie, quindi non sono diverse, sono dicotomizzate, si dice, cioè in specie appartenenti al vecchio mondo, cioè al mondo euroasiatico, e invece quello nuovo, il nuovo mondo delle Americhe. Sono diverse perché vedremo che hanno anche delle sintomatologie e delle caratteristiche cliniche molto diverse. La moglie di Gene Hackman e la stessa Gene Hackman sono morti proprio per la forma respiratoria, che è tipica di quella del nuovo mondo. Ma come si prende questo virus? Il virus si prende perché c'è un vettore, un trasportatore infetto del virus, che sono i topi. In genere i roditori, però i topi in particolare. Le deiezioni dei topi, urina, feci o prodotti delle mucose, si essiccano al sole e si polverizzano, e il vento li trasporta, e tramite il vento vengono inalati da chi purtroppo poi viene colpito da questa infezione. Cosa è successo con la nave? C'è una moda che è appannaggio più degli ornitologi che delle persone comuni, che è la bird watching,
cioè si vanno a vedere le colonie di uccelli, dove meglio nidificano e prolificano le colonie di uccelli? Qua sono... Negli immondezzai. Ah, sì, perché avevo letto tra... Sì. E quindi questi due turisti olandesi sono andati proprio a vedere queste nidificazioni di uccelli in una zona che era chiaramente altamente infetta. Comunque il virus è tipico delle zone desertiche, infatti Gene Hackman nel Nuovo Messico. Nel Nuovo Messico. Sì. Altre zone sono l'Arizona, lo Utah, il Texas. Questo è avvenuto dove? In questo contagio, diciamo, chiamiamolo paziente zero, dove sarebbe avvenuto? In Argentina. In Argentina. In Argentina. Sì, sono andati a vedere questa discarica. E quindi, insomma, in un viaggio di piacere, una crociera, è normale andare in una discarica. Sì, infatti in rete è pieno di discariche. No, anche di discariche virtuali per certi Quelle aspetti. l'abbiamo dappertutto. Sì, ma no, in rete è pieno anche di commenti anche su questi due che dice ma come? Ma non è detto, perché ho visto l'intervista di un ornitologo che ha detto adesso ci prenderanno tutti per amanti delle discariche. Invece dice c'è una ragione precisa, perché per certi tipi di nidificazione è bene andare proprio in quei posti. In Italia abbiamo avuto un caso forse nel 2001, invece nell'America Latina ci sono 200-300 casi all'anno. Comunque un panorama completamente diverso dal Covid. Ecco perché logicamente molti hanno subito. Il ricordo terribile di tutta la segregazione, dei problemi di contagio. Già che ci sono, le faccio subito allora la domanda, poi dopo approfondiremo ulteriormente, perché logicamente sempre in rete, che ripetiamo insomma è un luogo anche di nefandezze e tutto, però ho letto ieri, c'è già chi mette in dubbio tutto, perché dice non si sono visti i passeggeri sbarcare dalla nave, eccetera. E alcuni sostengono, dice, avevano già provato, i dietrologi, dice avevano già provato dalla fine della pandemia ad oggi con un altro paio, le scimmie e altre, adesso ci sono riusciti. Questo dice, diciamo così, il popolo di chi non crede, di chi parla di dietrologie. C'è eccetera. questo timore, c'è anche chi ci marcia, diciamo, sì. No? Anche perché siamo in un periodo così tranquillo a livello mondiale, tra l'altro. Che troppo tranquilli non va bene, bisogna agitare elementi con qualcosa di più sostanzioso. E quindi io direi che non va fatta assolutamente questa versione terroristica della cosa. Anzi, il contagio da uomo a uomo è difficilissimo. E avviene, ad esempio, come è avvenuto con Gene Hackman e la moglie, perché vivevano a strettissimo contatto. Sì. Però è da dire che mentre nel Covid si è praticamente portatori, ma non soltanto, anche capaci di diffondere il virus fin da subito, con l'antivirus invece tutta la fase di incubazione, quindi la fase asintomatica, non è una fase in cui si può contagiare. Poi il virus in genere esplode da 1 a 8 settimane, quindi è giusto fare una quarantena in soggetti che sono stati comunque a bordo di una nave. Come mai tanto tempo? Perché il virus non sempre si esprime o riesce a penetrare nelle cellule in tempi rapidi. Poi dipende anche dall'organismo. Un organismo defedato che ha un tumore, che ha il diabete grave, che ha altre patologie, come si dice comorbidità, e chiaramente soggiace più facilmente all'attacco virale. Quindi tutta la fase asintomatica non è una fase contagiosa. Quando si manifesta in due modi, come ho detto, cioè la forma polmonare, che è quella tipica del mondo americano, del mondo latino, con mal di testa, febbre altissima e difficoltà respiratorie. Necessita di assistenza ventilatoria e quindi di ospedalizzazione. Purtroppo ha un'incidenza di mortalità piuttosto alta, sul 50% di soggetti che ne vengono colpiti. Poi esiste invece la forma del vecchio continente, quella in cui i soldati americani purtroppo sono anche morti nell'epoca, che è una forma invece emorragica,
che si associa a un'insufficienza renale acuta, anche questa con febbre, con cefalea. In tutte e due le forme è difficile che il paziente che ne è colpito poi vada in giro a contagiare gli altri. Perché sta talmente male che, esatto, che è difficile che abbia altri contatti. Sì, e comunque dovrebbe averli con il sangue o con le proprie urine, feci, o proprio con la saliva, ma in quantità cospicua. Quindi dovrebbe esserci, come diceva prima, un contatto... Un contatto proprio intimo, e quindi solo con questo è nota la trasmissione. Ci sono stati alcuni casi in Slovenia negli anni scorsi e un caso isolato in Grecia. Comunque sono tutti casi isolati e legati a queste specie. Ci sono 200 specie di ratti, di pantegane, che possono trasportare il virus, ma non è detto che perché uno è un topo sia per forza portatore del virus. Ci sono quelli infetti. Per la forma emorragica renale, oltre alla dialisi per sopportare il fatto che i reni non funzionano più, esiste anche un farmaco, la ribavirina, che è un farmaco particolare che si usa nell'epatite C, è simile a uno dei nucleotidi che costituiscono il DNA. Si ricorda che il DNA è fatto da 4 nucleotidi che si chiamano basi puriniche e pirimidiniche, guanina, citosina, timina. La ribavirina è molto simile alla guanina, anzi alla sua forma legata allo zucchero, guanina più ribosio, guanosina, e quindi questa sostanza immessa nel corpo umano si inserisce nella replicazione virale e fa un errore nella replicazione dell'RNA, portando a morte il virus. Cioè si replica un virus malato già all'inizio. Chiaro che questa intromissione di questa sostanza interferisce anche con tutta la nostra riproduzione, però è anche vero che il virus è quello che si replica in maniera esplosiva, mentre l'organismo può anche resistere ad un periodo in cui viene inibita la sintesi dell'RNA. Cosa dire? Che i virus, sa quanti virus ci sono nella Terra? Chissà quanti. Allora, il numero è fantasmagorico. Sono gli organismi, possiamo considerarli viventi, più numerosi delle stelle osservabili nell'universo. Se uno ricorda le potenze, sono 10 alla 31esima potenza, significa 10 seguito da 31 zeri. Praticamente le stelle visibili sono 10 alla 22, 10 alla 23. Tutto ciò dentro cui noi siamo è virus, in pratica, potremmo dire così. Ed è anche dentro di noi, perché dentro il nostro patrimonio genetico l'8% circa è costituito da virus che si sono inseriti nel nostro DNA. Si chiamano retrovirus. Sono virus che, compatibilmente col fatto che la loro intromissione ha garantito comunque la sopravvivenza della specie umana, perché molti si inseriscono all'interno delle cellule e del nostro genoma, ma portano poi a morte dell'individuo, quindi non ha più capacità di riprodursi. Ma come si è inserito il virus? Si inserisce nelle cellule germinali, quindi si riproduce con la riproduzione dell'individuo. 8 anche 10% quindi del nostro patrimonio genetico sono virus che convivono con noi. Che siano utili o meno, questo è ancora molto da definire. Però diciamo che di questo numero fantasmagorico di virus, circa 10.000 specie sono patogene per l'uomo. Quindi se noi adesso andiamo a vedere tutti quelli che sono colpiti da forme virali, sarebbe quasi impossibile classificarli, non soltanto, ma per chi teme che adesso si propaghi l'idea di un nuovo vaccino, è impossibile che si faccia un vaccino per una forma di infezione virale così isolata e così scarsa. Ho capito. Cioè, anche le aziende farmaceutiche più avide avrebbero un certo ritegno a fabbricare un vaccino che non serve praticamente a nulla.
E secondo, adesso, come posso dire, non mi ricordo, mi sembra un esponente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non so se il presidente o chi per lui, ha detto che bisogna aspettare, mi sembra, una sessantina di giorni, o dai 40 ai 60 giorni, e dice lui addirittura poi dopo questo sparisce addirittura, ecco, insomma. Beh, il virus, se non ha modo di trovare un ospite, muore in poche ore. Al sole muore in 1 o 2 ore. Se poi in un ambiente umido, protetto dai raggi solari, può resistere anche diversi giorni. Un po' come il virus, come il Covid. Sì. Il Covid non esiste da solo, perché? Perché questo rivestimento proteico, questo capside, si scioglie e quindi il filamento di mRNA è molto fragile e viene quindi scomposto e non ha più nessuna azione, non ha neanche più la possibilità di entrare in nessuna cellula. In quanto tempo si guarisce? Se si guarisce, in genere in 2 settimane. Okay. Parliamo in generale delle zoonosi, cioè le zoonosi sono le infezioni che l'uomo contrae da altri animali? Da altri animali. Okay. Circa il 60% delle malattie infettive dell'uomo sono zoonosi, cioè le becchiamo da altri animali che possono essere contatto, ma anche morsi, graffi, punture, come vettori possono essere zanzare, le zecche, i pidocchi. Cioè, quindi delle malattie emergenti, cosiddette, cioè quelle che scopriamo man mano con l'evoluzione della scienza, queste rappresentano addirittura il 75%, quindi sono un numero notevole. Quali sono le malattie virali più comuni? Dall'influenza all'Ebola, al dengue, il vaiolo, cioè il rosolia, morbillo, tutte malattie virali. Le batteriche, la leptospira, la salmonella, la brucella, il morbo di Lyme. Il morbo di Lyme che è quello delle zecche. Quello delle zecche. Poi ci sono le parassitarie, quindi il toxoplasmosi ad esempio, l'echinococcosi, la giardiasi, in genere malattie, il verme solitario. Queste sono malattie da parassiti che si insediano nell'organismo. E poi un'altra classe sono le malattie micotiche. I funghi della pelle o i funghi anche all'interno del nostro organismo. Quindi quanti sono questi agenti patogeni che possono colpire l'uomo? Una cifra enorme, 1400. Fra virus, batteri, funghi, parassiti, un numero enorme. Adesso io non voglio dire questo perché poi uno si preoccupi. Però l'uomo ha affinato delle capacità di difesa notevoli nei confronti di tutto questo mondo che lo circonda, però purtroppo, non essendo un animale molto intelligente, sta sporcando talmente l'ambiente che poi è difficile che l'organismo sopravviva anche a quello che l'uomo combina nell'ambiente in cui vive. Pensiamo che ad esempio l'atmosfera, sa quanto è alta l'atmosfera terrestre? 80 km, non una cifra spaventosa. In questi 80 km noi immettiamo di tutto, che non è l'emissione delle auto, perché adesso dobbiamo comprare le auto elettriche. No, è tutto. Ma è un'emissione spaventosa. La stessa fatto di fabbricare armi produce un inquinamento, non solo di spararle, tutti i voli aerei, tutto quello che viene immesso dalle fabbriche in generale. Poi non tutti i paesi si adeguano a delle misure di, diciamo... Certo, infatti molto si era additato all'Argentina, no? in questo periodo, certo. Non mi ricordo chi, disse così impareranno, forse capiranno che... Poi dice se ne fregano perché guardano al presente e non guardano al futuro. Infatti un po' tutto si fa sul presente oggi, cioè non viene fatta una politica neanche che prenda visione dei prossimi 20, 30, 50 anni, o solo a parole, no? Quando si riuniscono e dicono bisogna fare, però in realtà bisogna fare e non viene mai fatto. Inquinamento ulteriore è quello proprio al di sopra dell'atmosfera. Noi abbiamo un numero spaventoso di satelliti, residui di satelliti che si sono scontrati fra loro, solo Elon Musk ne ha 7.000, ma vuole portarli a 42.000. Quindi pensiamo che razza di intasamento che c'è al di sopra
dell'atmosfera terrestre. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste archivia il caso Una Bomber, il difensore di Elvo Zornitta Maurizio Paniz, risultato atteso, si chiude un'epoca. Omicidio di Muggia, Olena Stasiuk va a giudizio immediato per l'omicidio del figlio di 9 anni Giovanni Trame, accoltellato alla gola 6 mesi fa, prima udienza a luglio. 82 alloggi sgomberanti dalla polizia locale di Trieste negli ultimi 3 anni, il fenomeno delle occupazioni abusive. Si tratta per lo più di alloggi ATER, danni anche per Acegas. Impedito l'accesso alla foiba Plutone, sbarrata con tanto di cartelli, l'ira di Massimiliano Lakota, presidente dell'Unione degli Istriani, un gesto gravissimo, servono chiarimenti. Gestione del Palaeur di Roma Paolo Mattiasic, ora si tratta per salvare il basket a Trieste, intanto la Curva Nord invita i tifosi a disertare gara 3 con Brescia in attesa di chiarimenti. Temperatura in picchiata su tutta la regione dopo le perturbazioni e i venti freddi da nord-ovest e nord-est, domani sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia, ma giovedì torna il maltempo. Un incasso lordo che sfiora i 15 milioni di euro, 277.000 spettatori, è stato un 2025 da record per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Cats, Mamma Mia e Trieste 1954 fra gli spettacoli più visti. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. L'avete sentito dunque dai titoli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha archiviato il caso Una Bomber. Il legale di Elvo Zornitta, Maurizio Paniz, risultato atteso, si chiude un'epoca. Possiamo dire che si chiude un'epoca, possiamo dire che si chiude un ventennio di straordinaria sofferenza per l'ingegner Zornitta e la sua famiglia, causata soprattutto da un comportamento ingiustificato e ingiustificabile di un ispettore di polizia che ha tradito il voto che aveva fatto, e questo ha determinato conseguenze davvero drammatiche per lungo tempo. E al capolinea l'inchiesta su Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Flavia Mangiante, ha archiviato il procedimento bis sul caso del bombarolo del Nord-Est a 4 anni dalla riapertura dell'inchiesta, nella quale, dopo i risultati dell'ultima superperizia genetica, la procura aveva chiesto l'archiviazione per l'ingegnere Elvo Zornitta e per altri 10 indagati. Un esito tutt'altro che imprevisto, secondo il difensore di Zornitta, Maurizio Paniz. Ovviamente il risultato era atteso perché gli esiti del nuovo controllo sul DNA erano stati totalmente tranquillizzanti, nulla era stato trovato come nulla doveva essere trovato. Dalle analisi della superperizia non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. I nuovi accertamenti disposti dunque non hanno dato alcun esito utile e in sintesi la motivazione della decisione della giudice, e a nulla è servita l'opposizione alla richiesta d'archiviazione presentata dall'ultima vittima di Una Bomber. L'opposizione che era stata formulata da una delle parti offese riguardava aspetti molto marginali e che avevano già chiare risposte negli atti processuali, per cui il risultato non è un risultato inaspettato. Una vera pietra tombale sull'inchiesta che neppure in seconda battuta è riuscita a smascherare chi tra il 94 e il 2006 ha seminato il terrore con attentati esplosivi nelle regioni del Nord-Est. Certamente l'ingegner Zornitta si trova più rasserenato e spera che la conclusione di questa vicenda gli consenta di vivere serenamente gli anni della sua pensione. Parliamo adesso dell'omicidio di Muggia. Olena Stasiuk va a giudizio immediato per l'omicidio del figlio di 9 anni Giovanni Trame, accoltellato alla gola 6 mesi fa. La prima udienza è calendarizzata per luglio.
Niente udienza preliminare, va a giudizio immediato la 55enne ucraina Olena Stasiuk, accusata dell'omicidio volontario pluriaggravato del figlioletto Giovanni Trame, di soli 9 anni, nella casa di Piazza Marconi a Muggia esattamente 6 mesi fa. Lo ha disposto il GIP di Trieste Francesco Antoni su richiesta del pubblico ministero, che ha atteso l'esito della perizia psichiatrica per rinviarla a giudizio. La donna sarà processata davanti alla Corte d'Assise il prossimo 10 luglio. Tra le aggravanti che le vengono contestate ci sono la crudeltà per aver infierito sul corpo del figlio, l'uso del coltello, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela e i motivi futili e abietti che la madre omicida avrebbe espresso con frasi deliranti. Il 12 novembre era un mercoledì, unico giorno in cui alla donna era concesso un incontro non sorvegliato con il figlio nel quadro della causa per l'affidamento con l'ex marito Paolo Trame. La perizia psichiatrica, pur riconoscendo la donna affetta da un grave disturbo paranoide, ha stabilito che il giorno dell'omicidio era in grado di intendere e volere, mentre la difesa continua a sostenere il totale vizio di mente. La Procura di Trieste ha aperto anche un fascicolo parallelo sulle eventuali responsabilità di chi si è occupato negli anni della vicenda familiare nella quale è maturata la tragedia dell'omicidio del piccolo Giovanni. Sono stati illustrati dalla polizia locale i dati in merito alle occupazioni abusive di alloggi, un fenomeno a Trieste tutto sommato contenuto. 82 sgomberi di alloggi effettuati dalla polizia locale fra il 2023 e i primi mesi del 2026, così dai dati illustrati nell'ambito dell'attività volta a contrastare le occupazioni abusive. 20 sgomberi nel 2023, 24 l'anno successivo, 32 nel 2025, numeri dunque che raccontano un incremento. Per ora nel corso del 2026 effettuati 6 sgomberi. Il nucleo interventi speciali e quello di polizia giudiziaria sono i reparti della polizia locale che si sono occupati del fenomeno. Però va detto subito, riguarda numeri veramente limitati. Questo perché da una parte ci sono tantissime segnalazioni da parte dei cittadini che sono particolarmente sensibili a questo tema, perché questo fenomeno evidentemente incide un po' sulla qualità della vita, un po' anche sulla sicurezza. Dall'altra parte c'è un intervento sempre molto tempestivo da parte della polizia locale, spessissimo in collaborazione anche con i proprietari dell'immobile, con Ater ad esempio, ma anche con eventuali proprietari privati, per bloccare immediatamente il fenomeno nel momento in cui si manifesta. L'Ater è proprietaria di buona parte degli alloggi occupati e primo soggetto danneggiato, assieme alle famiglie in regolare attesa dell'assegnazione della casa. Parte lesa di questo fenomeno anche Acegas APS Amga, che subisce le conseguenze dei furti di energia elettrica a causa degli allacciamenti abusivi. Quasi la totalità appunto degli interventi è stato fatto proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini. Per questo motivo Ater ha creato un indirizzo mail che tutela il segnalante e lo mette in una totale condizione di anonimato proprio perché non vengono richiesti dati, e l'indirizzo è segnalazione.abusivi@ater.trieste.it. Quindi rinnovo l'invito alla cittadinanza a segnalare possibili situazioni in modo da poi informare tempestivamente la polizia locale per gli accertamenti e gli eventuali interventi di sgombero. Ciò che è successo è gravissimo, così si chiude una nota del presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lakota stamani, accompagnando un gruppo di persone giunto a Trieste in seguito ad un viaggio del ricordo. Lakota ha trovato l'ingresso della foiba Plutone sbarrato, con tanto di cartelli solo in lingua italiana. In occasione del giorno del ricordo, qualche mese fa, la targa, che a sua volta segnalava con nome e cognome le vittime uccise dai titini scaraventati nella voragine, era stata divelta e gettata dentro l'abisso. Lakota nella nota invita il sindaco di Piazza, l'onorevole Matteoni, che sta lavorando perché la foiba Plutone diventi monumento nazionale, ad adoperarsi per far togliere i divieti e consentire l'accesso al sito. Il presidente dell'Unione degli Istriani ha chiesto anche un incontro con il prefetto. Da anni la foiba Plutone è meta di pellegrinaggi, fu teatro dell'infoibamento avvenuto nel maggio del 1945, si legge nella nota, da parte dei partigiani comunisti slavi ed italiani della guardia penitenziaria del carcere del Coroneo, compreso il direttore Ernesto Mari. Parliamo adesso dell'ondata di maltempo che si è scatenata sulla regione. Intanto partiamo dalla provincia di Udine. Non ci sono stati danni, però qualche disagio e il ritorno degli scenari imbiancati in montagna.
Se in molte zone del Friuli le violente grandinate hanno fatto pensare alla neve, in montagna i fiocchi bianchi sono scesi davvero. Monte Lussari, metà maggio, imbiancato da un manto candido di neve fresca, illuminata dal sole che è tornato a splendere dopo ore di piogge e nuvole, temperature invernali, ambientazione natalizia. Meno piacevole la mattinata per chi ha viaggiato in treno. Attorno alle 8:30, interruzione sulla linea Udine-Gorizia nella zona di San Giovanni al Natisone. Alberi e ramaglie finiti sul binari hanno obbligato Rete Ferroviaria Italiana a chiudere la tratta, con conseguenti ritardi e disagi per i passeggeri. La circolazione è stata riaperta in entrambe le direzioni nella tarda mattinata. Mattinata che in molte zone del Friuli è stata scandita da violenti temporali con tuoni e fulmini, bombe d'acqua, vento e grandine. Sulla scia della serata di lunedì, quando fenomeni intensi avevano interessato le zone del Medio Friuli e del Cividalese. In mattinata, invece, è stata più colpita la bassa. Il tempo di qualche foto per immortalare i chicchi di grandine ed è tornato il sole, ma pare non ancora la stabilità e le temperature medie del periodo. E sono una ventina gli interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili al maltempo che i vigili del fuoco del comando di Gorizia hanno eseguito tra le 8 e le 18 di oggi. Alberi e rami pericolanti o caduti, lamiere e altri elementi costruttivi sempre pericolanti hanno impegnato i vigili del fuoco isontini che per sopperire alle richieste di soccorso giunte dalla cittadinanza hanno richiamato in turno straordinario 5 unità operative libere dal servizio. Gli interventi riconducibili a Fortevento hanno interessato tutto il territorio di competenza del comando. E adesso ci occupiamo delle previsioni in regione per i prossimi giorni. Abbiamo sentito il previsore dell'Osmer ARPA, Giuseppe Visalli. Soffierà Bora, che sarà moderato localmente sostenuta, appunto Trieste si potranno raggiungere probabilmente i 60 km/h, non di più. Domani, mercoledì, quindi Bora in calo, ma comunque ancora a tempo bello, con cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Una finestra di bel tempo dopo la perturbazione che ha attraversato gran parte della regione. La giornata di domani, infatti, vedrà un cielo sereno in Friuli Venezia Giulia, con qualche velatura o moderata nuvolosità. A Trieste la Bora ha spazzato via le nubi e le temperature hanno subito un deciso calo, determinandosi sotto la media per il periodo. Così anche nell'Isontino e in Friuli, attraversato nelle scorse ore da piogge abbondanti e anche da piccole grandinate nei punti in cui i temporali sono stati più forti. Poi in giornata il vento freddo da nord-ovest ha determinato il miglioramento, situazione che però non è destinata a durare. Si avvicinerà una nuova saccatura sull'Europa occidentale e poi successivamente all'Italia a partire da giovedì, quindi sulla Friuli Venezia Giulia a partire dal pomeriggio di giovedì si avrà un nuovo peggioramento con nuovamente rovesci e temporali sparsi che potrebbero perdurare probabilmente fino alla giornata di sabato. Le temperature rimarranno comunque sotto la media del periodo, ma nel corso poi del nuovo peggioramento tra giovedì e venerdì la quota neve si alzerà, sarà all'incirca intorno ai 1.600-1.800 metri. Il maltempo dunque dovrebbe accompagnarci fino a fine settimana, poi atteso il ritorno dell'anticiclone. Poi probabilmente la prossima settimana sembra più anticiclonica e più mite, anzi forse calda, e le temperature forse andranno anche sopra i 25 gradi, ma su questo c'è ancora incertezza e bisognerà aggiornarsi. Parliamo adesso del basket perché sono in corso le trattative per salvare la pallacanestro a Trieste, ora più che mai, dopo la notizia della gestione del Palaeuro di Roma andata a Paul Matiasic. La curva nord diserterà i playoff e le notizie sono arrivate in diretta ieri sera al Caffè dello Sport. Vediamo allora la ricostruzione di queste ultime ore. Al momento c'è un'unica certezza. Quel Palasport simbolo di Roma in questo momento a livello di gestione è in mano a Matiasic, che quindi in qualche modo ha certificato che quell'operazione tendenzialmente si farà. È stata una vera e propria prova di forza quella di Paul Matiasic nell'aggiudicarsi alle buste la gestione del Palaeur a Roma, un'offerta 20 volte superiore alla base d'asta che ha spiazzato la concorrenza degli altri americani pronti a sbarcare nella capitale con il titolo di Cremona guidati da Don Nelson. Quindi tutto ciò significa sparizione del basket di vertice a Trieste, per l'operazione verrà usato il titolo sportivo biancorosso? Parziali risposte in burocratese arrivano proprio durante la diretta del Caffè dello Sport, prima con il mini comunicato della Pallacanestro Trieste a seguito della telefonata pomeridiana fra Matiasic e il governatore Fedriga.
La proprietà della Pallacanestro Trieste annuncia di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile. A stretto giro il comunicato del Presidente della Regione, che sostiene di aver ricevuto rassicurazioni circa la volontà di mantenere un progetto di basket di alto livello a Trieste, rimandando però ogni valutazione approfondita e condivisa con la proprietà, tra cui la più importante, cioè la serie in cui si giocherà al termine della stagione sportiva, vale a dire finiti i play-off, appuntamento per cui il capitano Lodovico De Angeli ieri sera ha lanciato un appello alla tifoseria. La sofferenza che provano loro è la stessa nostra, perché io mi vedo e mi sogno l'anno prossimo con la stessa maglia e l'anno prossimo ancora e quello dopo ancora. E quindi se in questo periodo c'è il rischio di una piccola disaffezione o di qualcuno che dice ma cosa vado a vederli a fare che magari domani non ci sono più, secondo me questo, se posso permettermi, è il momento per fare l'opposto, perché nelle situazioni difficili, no, si vedono gli intenti più puri delle persone, quindi io sono sicuro che il nostro palazzetto, che è stato fantastico anche ieri, nonostante la prestazione un po' triste, insomma adesso abbiamo bisogno di loro più che mai e quindi facciamo questi playoff in un mare di incertezza, ma con una carica agonistica se possibile ancora maggiore del normale, perché appunto per noi non sappiamo se c'è domani, speriamo tanto di sì, ma ad oggi non lo sappiamo. Proprio sul finire della trasmissione sportiva di Tele4 però la doccia fredda con la nota della Curva Nord, che dopo l'assegnazione del Paleuro a Matjasic e la poca chiarezza sull'incontro con Fedriga decide di disertare le prossime gare di playoff con Brescia, serie al via sabato in trasferta, invitando il resto della tifoseria a fare lo stesso, dandosi appuntamento fuori dal Palarubini a partire da gara 3. La situazione dunque si fa incandescente. Ed ora le parole di Stefano Capanni della Curva Nord sulla difficile situazione che il mondo del basket triestino sta attraversando. Tutto questo non può finire, lo slogan che ci ripetiamo spesso, una situazione veramente drammatica sta vivendo Trieste con la sua pallacanestro e voi della Curva Nord avete preso una chiara decisione. Sì, una chiara decisione che però, attenzione, non passi per diserzione totale. In gara 1 e in gara 2 noi a Brescia vogliamo andarci, vogliamo fare la nostra grandissima figura e, come scritto anche nel comunicato, vogliamo sostenere dei ragazzi che non si meritano tutto questo. La nostra decisione parte da un presupposto, la mancanza di chiarezza che c'è stata negli ultimi 3 mesi. Ci sono state interlocuzioni, ci sono stati colloqui, ci sono state chiamate con la proprietà, con la politica, tra la proprietà e la politica, anche non recentemente, anzi recentissimamente possiamo dire, ma di tutto questo non si sa nulla, un giorno siamo a Roma, un giorno siamo a Milano, un giorno restiamo a Trieste. Qualcosa bisogna dire a una città, a una piazza, a una tifoseria che hanno sempre sostenuto tutto questo periodo di fortissima incertezza, in maniera convinta la squadra, che quindi dal nostro punto di vista si merita una chiarezza che ad oggi manca. Qualcuno sa se l'anno prossimo saremo in A1? Se lo sanno, che si parli, il titolo resta a Trieste, che si dica e si parli, si faccia chiarezza. Spariremo, come è successo a Cremona? Lo si dica. Curva Nord ad oggi decide che in gara 3 non presenzierà, invita tutta la tifoseria a fare altrettanto, ma venire all'esterno del palazzetto per tifare per questi ragazzi, ma continua a chiedere chiarezza. Qualora arrivasse questa chiarezza, la nostra decisione è ampiamente rivedibile. Sappiamo, noi vogliamo sostenere questi ragazzi, lo faremo in gara 1, lo faremo in gara 2, vogliamo farlo anche in gara 3. Però riteniamo che come prima cosa Trieste merita un rispetto che in questo momento non viene dato. I vescovi del nord-est si associano alle diocesi di Concorda, Pordenone e Vittorio Veneto nel manifestare preoccupazione per le prospettive emerse circa gli stabilimenti Electrolux SPA di Porcia e di Sussegana, dopo l'annuncio di ristrutturazione aziendale. La sottolinea una nota della Conferenza Episcopale Triveneta che si è riunita oggi a Mestre. I vescovi, conclude la nota, confermano la solidarietà e la vicinanza della comunità ecclesiale ai lavoratori e alle loro famiglie in questo momento di grande incertezza per il futuro. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, poi torniamo con altre notizie e servizi. Rimanete in nostra compagnia.
Rientriamo in studio. Fare incontrare il mondo del volontariato con la comunità studentesca è stato uno degli obiettivi dell'evento Zero Indifferenza, analisi, storie e workshop sulle povertà del territorio, che si è tenuto oggi all'Università, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Pastorale Universitaria. Un'occasione per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi, ma anche per approfondire i temi della povertà, superare stereotipi e pregiudizi e favorire l'incontro con persone che possono trovarsi a vivere una forma di povertà. Tra gli interventi quello di padre Giovanni Lamanna, direttore della Caritas diocesana. Oggi parliamo dell'opportunità che i giovani operino una scelta. Ha detto: non si tratta di dedicare del tempo libero in favore di chi è in difficoltà, ma di scegliere che persona si vuole essere, spettatori o protagonisti di un cambiamento che passa attraverso una decisione che è quella di guardare le persone che ci circondano e le loro condizioni. Secondo padre Lamanna, quindi, le situazioni di difficoltà a Trieste sono molte. C'è chi non ha casa, chi non ha lavoro e c'è la realtà dei migranti che arrivano attraverso la rotta balcanica, ma ci sono anche problemi dei genitori separati o di chi soffre fragilità psichiche. Il 2025 per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è l'anno che ha fatto riscontrare i migliori risultati di sempre, e i dati che sono stati presentati oggi sono davvero dati che si concretizzano in numeri eccezionali. 277.064 spettatori, un incasso complessivo lordo che sfiora i 15 milioni di euro. Il 2025 per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stato l'anno che ha fatto registrare il risultato migliore. E il dato è reso ancora più importante, già che anche scorporando gli enormi numeri registrati dal Cirque du Soleil, 72.697 spettatori, si registra un incremento rispetto al 2024. Per quanto concerne il pubblico, oltre il 15% degli spettatori ha acquistato i biglietti dall'estero, più del 40% è arrivato da fuori provincia, il 30% da fuori regione. Il pubblico cambia, io dico ormai da anni che non esiste un pubblico del teatro, ma esistono i pubblici del teatro e noi andiamo ad intercettare i pubblici del teatro. Sono così facili spettatori con esigenze diverse, aspettative diverse, gusti diversi, che noi cerchiamo così di accontentare nel migliore dei modi. Dietro ogni euro incassato, dietro ogni spettatore ci sono delle storie che è anche bello conoscere, che è bello poter raccontare, e noi cerchiamo così di intercettare più storie possibili, dialoghiamo molto con il nostro pubblico, cerchiamo di capire le loro esigenze e diamo loro grandissima attenzione. Le alzate di sipario fra Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli sono state 471. Gli spettacoli più visti: Cats, Mamma Mia, Trieste 1954 che ha aperto l'attuale stagione, e financo Since I've Been Me, la rilettura non facile di Pessoa diretta da Bob Wilson. Non bastasse, bisogna sottolineare l'attività di produzione dello Stabile. Nel corso del 2025 gli spettacoli col marchio Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia sono stati visti da 137.347 spettatori, fra Trieste e le città italiane toccate dalle tournée. Il nostro teatro è fortissimamente impegnato nei progetti produttivi. È stato un grande risultato quest'anno, oltre 30 produzioni che hanno girato in tutta Italia, alcune sono andate anche all'estero, quindi l'aspetto per me fondamentale è che accanto alla grande ospitalità e ai grandi numeri di spettacoli internazionali che vengono nella nostra città, in particolare nel nostro teatro, il fatto di avere questa attenzione ad esempio a un pubblico giovane, perché gran parte delle nostre produzioni sono dedicate all'infanzia e alla gioventù, e che questo sicuramente è un modo nuovo, secondo me, ma naturalmente obbligatorio, per creare un nuovo pubblico del futuro. Commentando i dati, i vertici dello Stabile hanno sottolineato il lavoro di collaborazione di fatto con l'intera struttura cittadina, le realtà istituzionali e quelle culturali, non ultima quella con il Teatro Verdi, nonché il comparto turistico, ma soprattutto lo spirito di servizio di chi per lo Stabile e con lo Stabile lavora. Breve e sentita cerimonia ieri mattina per l'intitolazione della rinnovata palestra delle scuole Giotti e Stuparic a Gianni Cernoia, storico giornalista dell'ufficio stampa del Comune, scomparso 2 anni fa.
Recentemente riqualificata, la palestra delle scuole Giotti e Stuparic porterà il nome di una persona molto conosciuta e stimata nella comunità cittadina, Giovanni Cernoia, morto prematuramente per una grave malattia nel 2024 e ricordato da amici e colleghi come un ottimo giornalista, dalla grande professionalità e cultura a lungo colonna portante dell'ufficio stampa del comune. Ma soprattutto Gianni era una persona per bene, di grande umanità, pacatezza e attenzione verso gli altri. La targa che lo ricorda è stata scoperta questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha subito accolto la proposta giunta dal gruppo di amici di Cernoia nel corso di una breve ma sentita cerimonia, presente anche la moglie Lorena e la preside della scuola Daria Parma. La scelta di intitolargli la palestra è legata al suo grande amore per lo sport e in particolare per quello dilettantistico e giovanile. Vogliamo ricordare la memoria di Gianni Cernoia, una figura storica per il comune di Trieste che ha dato tanto in termini di professionalità, competenza ed dedizione. È un amante dello sport dilettantistico, dello sport giovanile, quindi grazie agli amici di Gianni, grazie anche alla moglie e alla dirigente scolastica, perché oggi in questo posto, che è un posto di vita, di crescita e di sport dei giovani, abbiamo scoperto questa targa in sua memoria. Gianni lascia un vuoto incolmabile, perché al di là di essere un grande professionista è sempre attento e scrupoloso anche con noi politici nella gestione quotidiana dei rapporti con la stampa. Era una persona professionale attenta e scrupolosa, e questo è il minimo che potevamo fare per mantenere viva la sua memoria ed essere esempio anche per le nuove generazioni. È stata presentata questa mattina in municipio la 17ª edizione dell'Infiorata di Opicina. Le iscrizioni al concorso, che premia balconi e giardini, sono aperte a partire da oggi. Con l'arrivo della primavera, a cui tradizionalmente si accompagna, ritorna l'Infiorata di Opicina, l'annuale manifestazione che attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi, ma anche aiuole spartitraffico, rotatorie e isole pedonali, con l'obiettivo di ingentilire l'aspetto del borgo carsico con piante e fiori. Oggi la presentazione dell'iniziativa alla presenza del vice sindaco Serena Tonel. Le iscrizioni all'edizione 2026 sono aperte da oggi, 12 maggio, fino al 27 giugno, presso il negozio di fiori Il Bucaneve, l'Agraria di Opicina e le pelletterie Roberta. Le premiazioni dei vincitori sono in programma domenica 12 luglio nell'ambito della manifestazione Scopri Opicina una sera d'estate. Molto semplice il regolamento. All'atto dell'iscrizione ciascun partecipante riceverà una targhetta da apporre sull'opera da giudicare. Sarà una giuria di esperti a esaminare successivamente, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 10 luglio, le composizioni in gara, dedicando una particolare attenzione all'aspetto estetico in correlazione con l'ambiente circostante. A tutti gli iscritti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Saranno premiati i primi 3 classificati di ognuna delle 4 categorie. Un premio speciale verrà inoltre assegnato a chi avrà saputo meglio cogliere gli aspetti più tradizionali dell'Infiorata. Chiudiamo con una notizia. Negli ultimi 10 anni oltre 7.000 laureati hanno lasciato il Friuli Venezia Giulia e ne sono rientrati più della metà. Un deficit che ci ha imposto di agire sulle cause profonde che spingono i giovani a cercare altrove opportunità di vita e di lavoro. Innovazione sociale, politiche per la famiglia, crescimento delle competenze sono le leve su cui abbiamo agito, lo ha affermato l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolén, intervenendo a Palmanova all'assemblea delle cooperative del settore lavori e servizio di Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Quando chiediamo ai giovani perché scelgono di andare all'estero, ha spiegato Rosolén, emergono 3 fattori chiave: qualità e stabilità dei contratti, percorsi di crescita e formazione continua e un sistema di servizi capace di sostenere concretamente i progetti di vita e di famiglia. Ed è su questi 3 pilastri che abbiamo costruito la legge sull'innovazione sociale, legge che mette nero su bianco una responsabilità collettiva. Regione, imprese, sindacati, enti locali e sistema della cooperazione concorrono insieme a costruire un ambiente più attrattivo ed inclusivo. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Vi ricordo che domani alle 7 per Sveglia Trieste gli ospiti saranno il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marcello Medau e il consigliere comunale della lista Russo Punto Franco Paolo Altin. Rimanete con noi per l'approfondimento dopo il telegiornale. Buon proseguimento a tutti, arrivederci.